Allora, che succede? No, io vorrei sapere. Sono qui per dare il benvenuto a uno dei gruppi storici più affezionati del nostro carnevale. No, non mi dire, Giorgia. Sì, adesso si balla, eseguiranno una danza storica sull'ouverture in mi minore Three Way di Telemann. Signore e signori, le maschere di Mario del Settecento veneziano! Mamma mia! Virtuale, emozionale, digitale, e io vado a fare due chiacchiere qui con voi, con Mario Giuga e Fiorella Moro. Intanto grazie per essere riusciti a raggiungerci anche quest'anno qui al Casinò, sempre naturalmente tamponati, sanificati. Naturalmente ringraziamo perché possiamo permetterci di realizzare queste coreografie anche un po' più in prossimità, perché naturalmente rispettiamo tutte le regole sanitarie, perché naturalmente è doveroso. Allora Mario, l'associazione ha un curriculum che non finisce più, non saprei da che parte cominciare, ti chiedo solo qualche curiosità da come ti è nata questa passione per la danza e soprattutto per la danza storica. Io ho iniziato quando ero piccolino ad appassionarmi alla musica del Settecento, comunque alla musica classica in generale, poi mi sono un po' soffermato su quella del Settecento. E poi man mano con l'età si matura, e allora ho pensato, mi sono anche appassionato un po' ai costumi, alla moda del Settecento, e allora ho pensato facciamo un progetto. Ho creato un progetto che dura da parecchi anni, un progetto di un gruppo storico, l'associazione culturale Gruppo Storico Le Maschere di Mario del Settecento veneziano. I vostri repertori quali sono principalmente? Le nostre musiche principali sono, diciamo, a periodo rococò. Sappiamo già cosa è il periodo rococò, fine la morte di Luigi XIV in poi. E le musiche ho scelto di regola musiche che si prestano molto bene come ritmo, come musica ai nostri balletti. E sono essenzialmente Vivaldi, Pachelbel, Telemann, Handel. Tra l'altro Handel e Telemann erano compagni di università. Ecco, tutti e due tedeschi. Compagni di banco forse, sì, di banco, chissà. Solo che i papà volevano che si laureassero in giurisprudenza, e invece poi loro hanno scelto la carriera musicale, uno è andato a Londra e l'altro è rimasto
in Germania. E niente, così ho scelto questo tipo di musica e poi la curiosità mi ha portato sulle coreografie, sul periodo rococò, perché sappiamo bene che la moda francese ha dettato legge in tutta l'Europa. Che gusto che dà quel periodo, veramente, Sì. che dal punto di vista del costume. Ma l'associazione siete in tantissimi, Sì, naturalmente. sì. Quanto tempo vi preparate? Come vi preparate? Allora, noi per preparare il palinsesto del programma ufficiale del Canale di Venezia e noi iniziamo il mese di ottobre, metà ottobre fino a metà febbraio, quando inizia il carnevale di regola. Poi, ovviamente questo è un programma che noi essenzialmente lo facciamo a Venezia, ma poi lo prepariamo anche per altrove. Certamente, perché noi- andate spesso in giro in tutta Europa Sì, per certo, presentare queste coreografie, Certo. questi costumi storici e soprattutto per parlare di Venezia nel mondo. Infatti, l'ultimo gemellaggio fatto nel 2019, poi, che se ben ricordiamo tutti quanti la nostra presenza a Noto, all'Inferrata di Noto, la 40esima edizione, che si è svolta appunto in maggio del 2019, dove noi abbiamo rappresentato il costume, la cultura, le danze e la coreografia del Carnevale di Venezia del Settecento, il periodo importante. Allora, che dire, grazie per rappresentare così bene. Una piccola curiosità, se mi è consentito, un minutino. Volevo solo chiedervi che cos'è che avete qui, un medaglione Allora, sì. particolare. Allora, questi due medaglioni sono stati fatti da un maestro che si è diplomato qui a Venezia all'Accademia, eccetera, e lui fa parte del nostro gruppo e in poche parole, ha creato queste miniature come si faceva nel Settecento, usando i materiali. E allora facciamo un bel inchino Ma settecentesco. che meraviglia! Noi vi ringraziamo davvero e ci teniamo a ricordare che sabato 20 febbraio le maschere di Mario del Settecento veneziano saranno ospiti nella trasmissione Linea Verde Radici in onda su Rai 1 alle ore 12, a riprova che il nostro carnevale fa parlare di sé durante tutto l'anno. Ecco qui.